Pomeriggio a tutti ragazzi, l'Italia ancora si appresta a una fase prettamente autunnale. Stavolta diciamo che tra pochi minuti sarà in arrivo una forte perturbazione a nord Italia. Quindi ragazzi, come avevo detto, sulla Liguria di Levante, Friuli Venezia e Giulia e in Alto Adige. Quindi è un po' la Toscana settentrionale. Come avevo detto ieri, il maltempo già stamattina ci stava, diciamo, al nord, solo che era tipo autunnale, però nelle prossime ore ci saranno proprio forti temporali, anche un po' di nevischio farà la comparsa, diciamo, sui 2000 metri più o meno, quindi ci aspettiamo, diciamo, intense precipitazioni, ma anche forti sulla Liguria di Levante, sul settore orientale del Friuli Venezia e Giulia e sulla Toscana settentrionale, più o meno nella provincia di Massa Carrara. Quindi, spostandoci invece a sud, ci sarà l'area ionica compresa tra la Calabria e la Sicilia orientale, dove nel corso della sera ci saranno probabili rovesci a sfondo temporalesco, quindi anche accompagnate da locali grandinate. Diciamo questo è il quadro che si prospetta nelle prossime ore, quindi un po' il nord Italia e un po' l'estremo, cioè Reggio Calabria e Sicilia, il lato orientale, quindi anche a questo il Dipartimento della Protezione Civile ha messo l'allerta gialla, quindi per Calabria e per la Sicilia, quindi per stasera. Quindi potete andare anche sul sito disponibile del Dipartimento della Protezione Civile e vedete che ci sta un'allerta gialla per oggi. Quindi ragazzi vi auguro buona continuazione e qui piove nel mare, vabbè. Comunque poi hanno detto che tra, diciamo, peggiorerà la situazione, quindi io ho scritto tra pochi minuti, quindi perché in corso questa forma temporalesca, quindi su queste regioni, Trentino Alto Adige, Veneto, diciamo il lato destro dell'Italia, in effetti, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto e Toscana. Poi sulla Sicilia invece un po' della Calabria e della Sicilia orientale, quindi il lato adriatico, diciamo il lato che va sul Mar Ionio. Va bene, ragazzi, ci sentiamo dopo e alla prossima notizia. Ciao.